Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Veneto Lavoro è l'agenzia regionale del Veneto per il lavoro ed è un organismo della regione Veneto proprio per garantire il miglioramento del mercato del lavoro nella nostra regione. Le principali attività che questa agenzia che io dirigo svolge sono l'osservazione sul mercato del lavoro, la gestione dei sistemi informativi per il mercato del lavoro e l'assistenza agli operatori affinché la rete dei servizi possa funzionare al meglio. Molti di voi probabilmente conoscono i nostri prodotti legati proprio alla conoscenza del mercato del lavoro, le misure, la bussola in particolare che ogni 3 mesi descrive cosa succede nel mercato del lavoro della nostra regione. Recentemente abbiamo lavorato anche con l'INPS per definire un report dettagliato sui voucher e molti di voi conoscono anche il sistema informativo, in particolare credo che molti utilizzino le comunicazioni obbligatorie per l'assunzione e la trasformazione dei contratti di lavoro. Per quanto riguarda invece tutta l'assistenza al sistema dei servizi, vi è da dire che con l'avvio della riforma, in particolare con il decreto legislativo 150 del 2015, di fatto si è aperta una nuova stagione nella quale i servizi per l'impiego transiteranno anche in compagnia della riforma delle province nelle regioni. Quindi i centri per l'impiego nel tempo finiranno all'interno della regione e verranno supportati anche dalla nostra agenzia proprio per meglio operare all'interno del sistema. La questione su cui noi vogliamo in questo momento intervenire è proprio l'aiuto e l'incremento della capacità degli operatori a favorire l'incontro tra domanda e offerta. Infatti oggi noi sigliamo con Confprofessioni un accordo di collaborazione contro domanda e offerta che noi abbiamo avviato all'interno del portale Click Lavoro Veneto. Il portale Click Lavoro Veneto è il portale che contiene anche le comunicazioni obbligatorie, di conseguenza è noto un po' a tutti gli operatori. Con questa convenzione, insieme a Confprofessioni, noi inizieremo una sperimentazione con tutti gli associati che lo desiderano per poter verificare meglio gli strumenti di incontro domanda-offerta più evoluti. Più evoluti vuol dire che con una maggiore facilità consentono di verificare le professioni presenti all'interno del sistema nostro e quindi di poter nel tempo velocizzare la capacità di selezione dei curriculum che interessano. Quanti sono i curriculum presenti nel sistema di Veneto Lavoro? Al momento sono circa 120.000, quindi è un'opportunità interessante per tutte le imprese che vogliono verificare se esiste una professionalità di cui loro hanno bisogno, una professionalità presente all'interno del loro territorio e quindi di poterla selezionare rapidamente e poi successivamente incontrarla per poter chiudere il cerchio con un'offerta precisa. Quindi Veneto Lavoro con questa operazione e con questa sperimentazione che viene avviata da questo mese fino al mese di settembre renderà possibile a tutti gli intermediari che partecipano alla sperimentazione di poter utilizzare un sistema molto simile ai sistemi evoluti, Monster, LinkedIn, InfoJob, quindi sistemi che contengono migliaia e migliaia di curriculum su cui è possibile fare una selezione e poi successivamente un incontro con le persone. La caratteristica del nostro sistema è di avere appunto 120.000 curriculum di persone prevalentemente disoccupate che sono interessate ad accedere ad un posto di lavoro, quindi sono persone che sono attive e in questo modo gli operatori che stanno cercando personale in linea con le specifiche che noi abbiamo possono facilmente avviare una preselezione e poi successivamente, come dicevo, una selezione diretta. Con questa operazione noi riteniamo di poter dare un contributo importante all'incontro tra domanda e offerta di lavoro secondo una caratteristica di velocità.
quindi di rapidità. Questo è quello che noi intendiamo fare e siamo grati che Confprofessioni su questa operazione sia stata subito disponibile e alla fine del mese di settembre tireremo le conclusioni, ma credo che saranno sicuramente positive.